Io sto sistemando un'unghia, guardate come è messo quello. Con le zampe incrociate. Ma come si fa a stare messi così? Cioè, Pepe, guardi Cippi. Va bene. Io ho il gatto controllore. Bue. Allora, con il grandangolo, situazione dell'orto, qualità un po' bruttina, ma vabbè, c'è la qualità del video, intendo. Che mani lunghe! Comunque, oggi è il 12, 20 e 38. Questa è la situazione dell'orto, sta diventando un po' una foresta, devo pulirlo perché a me non piace vedere tutta sterba. Non è tantissima, ma ce n'è e mi dà fastidio, soprattutto la via. E qui l'erba si confonde con le carote, che non mi piace. Quest'anno il mais è bassissimo, di solito mi diventa alto, 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 alto. No, quest'anno niente. Comunque ho fatto un po' un raccolto di zucchine, un cetriolo e ho tagliato 2 teste di insalata perché ce n'è qua, è tutta pronta. Ho fatto sloggiare un po' di lumache perché devo comprare il veleno, perché ce ne sono troppe di quelle rosse e quelle mangiano tutta l'insalata, preferiscono quella. Il resto non vanno tanto a vedere, ma l'insalata è un disastro. Situazione cielo di questa sera, che bello. E vi faccio vedere il raccolto. Cacciatore di uccellini. Bue. Sta cercando di... Ah no, c'è micio beige. Ah, c'è micio beige. Quello mi entra in casa e piscia. Andiamo su ragazzi, andiamo su. Questo è il raccolto, non si vede, lo so. Ecco, questo è il raccolto. Zucchine, un cetriolo, insalata e 2 fragole. Ora qui in modalità caos ho comprato questa LED ring light che guardavo da tantissimo tempo. L'ho comprata, era scontata con l'Amazon Prime Day ieri l'ho comprata allora ed è già arrivata oggi. Mi è arrivato anche un gatto ed è questa, è grandissima ma io la volevo così grande. E poi sempre con il i Prime Day ho preso l'SSD piccolino, scontato quasi della metà, e ho comprato anche questi che erano scontati, c'era il pacchetto da 2. È un po' buia la situazione, sono le 3:30, 3:35 e è un po' buia la situazione perché sta arrivando il temporale. Sarei dovuta andare a fare benzina, però mi sa che andrò domani alla fine perché adesso di sicuro non ci vado e che devo andare quando è aperto perché devo usare i buoni carburante, quindi non so se l'avete vista la saetta, non so se si possano usare anche quando è chiuso. So che in altri posti si può, ma lì non lo so. Ecco, chiaro? Beh, non sono nuvole rassicuranti. Lì, no, sono più scure di quello che vedete. Vabbè, comunque piove. Non l'ho presa. Che peccato. Vabbè, niente. È caduta qua vicino. Niente, dai, vado a barricare la casa, come al solito. Comunque, mi sono messa un cerottino di questi. Adesso voglio togliere. Oh, che dolore. Questo era forte. Ha tremato la casa, per cui era abbastanza... Ah. Vediamo se... Ah, che dolore, che dolore. Se tira via qualcosa. Non ha aderito bene. Dove c'è ancora il nero vuol dire che non ha aderito bene. Ah, porca miseria. C'è qualcosina. Pensavo molto peggio, eh. Va bene, dai. Adesso il naso di sicuro è più pulito.
No, per il momento non piove in Poggiolo. Non so voi, ma io ho l'abitudine di staccare sempre tutte le apparecchiature elettriche quando ci sono questi temporali forti. Cioè, continuano a esserci saette una dietro l'altra. Il problema è che battono molto vicine alle case. E cioè, è anche pericoloso stare di fuori adesso. Non vorrei essere da qualche parte a camminare. No, no, proprio no. Adesso testo con voi in questo vlog la ring light nuova. C'è un problema, ovvero io porto gli occhiali e qualsiasi luce si riflette nelle lenti, per cui questo potrebbe essere un problema, ma amen, io senza occhiali non posso stare, non ci vedo. Quindi così è senza luce. Pronti? La accendo. La luminosità è quella minore, quindi è con meno intensità possibile, diciamo. Io ho Pepe che piange fuori. Pronti? Questa è al 20% ed è la luce più calda. Poi, volendo, io posso andare a cambiare. Questa è la luce via di mezzo tra il caldo e il freddo e questa invece è la luce più fredda. Aspettate, Questa è la luce fredda, completamente fredda, ghiaccio proprio, si vede. Invece poi scendendo, questa è la via di mezzo e poi c'è quella più gialla, eccola qua. Questa mi dà un po' più di colorito. Devo studiarmi come metterla, nel caso mi servisse, perché così mi si vede tutto. Qui c'è il telecomandino. Vabbè, con questo qui vado a diminuire l'intensità della luce e con questo vado a cambiare il colore. Che dite? Bella. Il treppiede non mi convince molto, io ve lo dico, non mi convince per niente. C'ha dei difetti. Comunque è bella, dai. Finalmente ho una luce seria che volevo da tanto, da tanti anni e non avevo mai comprato perché costavano sempre tantissimo. Non che questa sia costata poco, però rispetto ad anni fa sono comunque diminuite di prezzo queste cose. Poi dipende sempre dalla qualità. Direi che questa è più che soddisfacente come lampada. Fosse abbronzante, come dico sempre, sarebbe meglio. E di nuovo da un po' che non filmo. Ci sono degli uccellini. Ah! Sono matti. Stanno girando qui. Aggiornamento nido. Gli uccellini non ci sono più. Probabilmente erano già abbastanza grandi, quindi non ci sono più. Abbiamo il nido vuoto. Mi sono resa conto di non avervi più aggiornati sul gatto con gli gatto con gli stivali. Purtroppo già quel giorno è stato deciso di non farlo continuare a vivere, ma più che altro perché non era messo, cioè non era una situazione fattibile, non aveva senso portare avanti un gatto in quelle condizioni, ormai c'era ben poco da fare. E un veterinario può essere bravo quanto volete, però alla fine, cioè, fino a una certa, nel senso che se le condizioni lo permettono si può provare a recuperare l'animale, se no no. Qualcuno si lava molto bene sul divano pulito? Ah sì. Ormai hanno la fissa di quel posto lì, di quell'angolo, usano sempre solo quel pezzo di divano. Oggi è sabato 15 luglio e sto ancora recuperando dalla camminata di domenica scorsa. È lunga, è decisamente lungo il recupero, ho ancora un po' di dolori soprattutto al polpaccio destro, ai muscoli, cioè ho fatto veramente troppo, ero ferma da tempo, no? Non mi allenavo neanche più a casa e avevo voluto fare questa cosa ma sbagliando perché avevo fatto troppo.
Comunque dai, sto recuperando pian piano, insomma. Domani vorrei andare a camminare di nuovo, visto che sarà una bellissima domenica, però sinceramente non mi sono ancora ripresa bene dall'altra camminata, quindi non lo so. Bisognerebbe fare un qualcosa di più tranquillo. Ehi, cosa c'è? Mamma? Ehi, come sei ruffiano? Pepe? 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 Mimì? Pepe? Vai. Lui si fa le coccole da solo. Basta dargli una mano. Tu? No, adesso no. Il codino, il codino, il codino. Ciao. Ciao. Oh, sì. Ecco. Sì, anche Pippo, sì. Passeggiatina serale in quel di San Vito. In realtà sono andata a ritirare una box perché alla terrazza c'è una nuova gestione là in centro. E adesso questi qua che ci sono adesso, da quel che ho visto sono anche giovani, hanno attivato questo servizio e quindi sono andata a prendere la box. Dopo vi farò vedere il vassoio vuoto. Esatto, il vassoio vuoto. Ecco, 4,99 €. Preparatevi, rimanete qua. A dopo. Notavamo una fontana, cioè questo è molto stabile, devo dire. No, ma questa qui non era così, cioè questa l'hanno cambiata. Effettivamente da un po' che non ci passiamo. Adesso bevo anch'io. Comunque questa sera mi sono messa il vestitino carino, non l'avevo ancora messo questo. E svolta del secolo, lo so che esistono da una vita queste cose. Pantaloncini. Questi sono quelli della Jadea. E niente, 5,90 € mi pare di averli pagati. E li metto sotto, così anche se si dovesse alzare la gonna, comunque ho il pantalone, e niente, ho trovato questa soluzione che non l'ho trovata io, nel senso è sempre esistita, ma io ci sono arrivata solo quest'anno. Allora, qua c'è un po' di cose da lavare, ma magari metto ad andare la lavastoviglie. Dunque, guardate qua cosa c'è su questo vassoio, se riesco a far uscire il vassoio dalla busta flash, così si vede meglio. Spero sia buona questa roba, sicuramente sarà da scaldare. Ma cosa c'è? Specco o prosciutto? O prosciutto crudo? Vediamo se è buono l'affettato. Devo dire se è buono l'affettato. Sì, non sa da vecchio, dai. Sembra buono. Vabbè. Allora, ci sono 2 di questi. Poi un cornetto, che però non so a che cosa sia. Non so cosa ci sia all'interno. Poi questo che ha la crema. Buono, buono, buono. E questi cosa sono? Tipo al rum, vero? Sì, sono di cosi... Come si chiamano, babà? Ecco, questa era la box per 4,99 €. Bisogna vedere se la roba è buona. C'è da fare questo test, però non è male, quindi sicuramente ci tornerò.